Buongiorno a tutte e a tutti. Un ringraziamento molto sentito a una cara amica, Giusy Perusini, ma poi a tutto il Dipartimento e a tutta l'Università di Udine per un invito che mi è molto gradito, anche se purtroppo questo incontro dobbiamo tenerlo a distanza, il che comporta anche alcune piccole difficoltà di carattere tecnico. Abbiamo visto che io non posso comandare direttamente il PowerPoint, per cui la gestione del medesimo avverrà da parte di Udine. Vi dirò che oggi parleremo delle complessità che riguardano attualmente la professione dello storico dell'arte, con particolare riferimento ad alcune caratteristiche che ha assunto oggi questa professione. Quindi io partirei con la prima slide. Vedete in questa prima slide una mia riflessione molto recente da un articolo che, anche se scritto 4 anni fa, non è ancora uscito, in cui parlo della complicazione attuale del nostro mestiere di storici dell'arte, perché in questa categoria adesso ci sono competenze, approfondimenti diversi. Dovremmo essere attribuzionisti e archivisti, iconografi e iconologi, storici della critica d'arte e del restauro, del costume, delle arti minori, come anche capaci di valutare la qualità di un restauro e di interpretare nella sostanza quanto leggiamo dei risultati delle indagini scientifiche cui vengono oggi metodicamente sottoposte le opere d'arte. Quindi vedete che c'è una certa insistenza sugli aspetti materiali dell'opera d'arte, che ci porta in direzione di quella parte della nostra disciplina, la Technical Art History, che si è molto sviluppata negli ultimi tempi e che è una componente della quale non possiamo fare a meno. Vedo fra l'altro che queste mie riflessioni coincidono in buona misura con quanto ho letto di recente, Next, nello scritto di un collega, Enrico Dal Pozzolo, di grande qualità, su un articolo scritto da lui per Repubblica, laddove scrive che leggere bene un'opera d'arte è impresa quasi improba. La quantità di dati da individuare, incrociare e far coincidere è quasi infinita, come quasi infinite sono le prospettive con cui li si può affrontare. Nel caso in un dipinto antico, i fattori da considerare assommano, solo per limitarci a basilari, materiali, tecniche, stati conservativi. Vedete che ho evidenziato in giallo gli aspetti che hanno maggiormente a che fare con la cultura materiale dell'opera. Elementi formali, storia collezionistica e di nuovo restauri, diagnostica, ricezione critica, variazioni di gusto e chi più ne ha più ne metta. E quindi questi approcci analitici, scrive Dal Pozzolo, hanno toccato un tale grado di specializzazione per cui la tenuta valutativa dell'insieme è ormai utopistica. Allora, queste sono un po' le considerazioni preliminari che ci introducono ad un tema molto complesso, col quale ci si misura, io direi, quotidianamente quando si intende applicare la Technical Art History ai nostri studi di storia dell'arte. Vale a dire se una determinata tecnica è stata scelta da un artista intenzionalmente perché gli serviva quella per ottenere particolari risultati, oppure se si tratta di qualche cosa di casuale. Next. Abbiamo qui allora una slide con uno spaccato dei dipinti murali di Giotto nella Cappella Peruzzi in Santa Croce a Firenze e next, qui vediamo lo spaccato della Cappella Bardi invece e riprendo allora il discorso. Un caso tipico del problema della scelta delle tecniche è quello che riguarda le cappelle Bardi e Peruzzi decorate da Giotto a Santa Croce a Firenze, perché si è sempre saputo tradizionalmente che la Peruzzi era eseguita a secco mentre la Bardi era eseguita a fresco. In realtà, come sempre succede quando si guardano le cose un poco più da vicino, la realtà è un poco più complicata. Recentemente una eccellente restauratrice dell'opificio che ha studiato il problema, Maria Rosa Lanfranchi, scriveva:
Possiamo asserire che non si era fatto nessun errore dicendo che Giotto aveva scelto programmaticamente la tecnica a secco per la Peruzzi e la tecnica a fresco per la Bardi, ma che non era stata focalizzata altrettanto bene la questione che la tecnica a fresco, nell'accezione medievale, era sempre corredata da numerosi interventi con tempere organiche. E soprattutto sulla Bardi questo discorso non era poi mai stato approfondito. Ora sta per partire un restauro della Cappella Bardi ad opera dell'opificio, quindi poi ne sapremo di più, ma mi interessava qui soprattutto richiamare l'argomento. Next è un caso molto simile, è quello che ha riguardato un dipinto murale del Beato Angelico nel convento di San Marco. Prima ricordava Giusi che io ho avuto la responsabilità della direzione del museo durante questo periodo, si parla fra il 79 e l'88, sono stati eseguiti restauri di tutti gli affreschi delle celle e di quelli che sono nei corridoi al primo piano, uno dei quali è questo, la cosiddetta Madonna delle Ombre. Voi vedete, non so se vedete anche il mio puntatore naturalmente a questo punto, che ci sono delle ombre proiettate dai capitelli sulla parete. Questo perché nella realtà delle cose la luce proviene dalla sinistra, da una grande finestra sulla piazza, e quindi il Beato Angelico ha dipinto le ombre proiettate dagli elementi architettonici. Ora, di tutte le decine di metri quadri di dipinti murali del Beato Angelico a San Marco, la Madonna delle Ombre è dipinta con una tecnica particolare, cioè c'è una base a fresco, però poi l'Angelico ha lavorato sopra come se si trattasse di un dipinto su tavola, con una tecnica a tempera, come si vide durante l'esecuzione del restauro. Next. Quando si esaminò l'argomento nell'ambito di un convegno che si tenne alla Fondazione Berenson, passata a Harvard nel 1986, si discusse molto appunto sulla intenzionalità o meno di queste scelte. E ricordo che quello che è stato il mio grande maestro nel restauro, Ugo Procacci, si era espresso dicendo che il Beato Angelico voleva ottenere dei risultati, li vedremo fra un momento, che non sarebbe stato possibile raggiungere con la tecnica tradizionale a fresco. Però su quello io avevo i miei dubbi allora e ce l'ho ancora adesso, perché in realtà se si guarda alcuni casi come quello della cella dell'Annunciazione nella cella numero 2, Next, oppure di quest'altro affresco sempre fra quegli autografi, si vede che ci sono dei passaggi tonali e chiaroscurali di una qualità anche tecnica assolutamente sopraffina. Quindi io non credo che fosse un problema tecnico, che Angelico non avrebbe potuto ottenere Next determinati risultati se non Next con la tecnica a secco. Qui vediamo un particolare del piccolo Gesù, vedete che naturalmente il colore a secco appunto è in buona misura caduto, ma questo era successo anche con il manto della Madonna che era applicato a secco, quello sì, essendo un colore non diciamo incorporabile nell'affresco, nell'annunciazione che abbiamo visto poco fa. Next, vediamo un particolare ancora più rivelatore che mi ha sempre lasciato sinceramente a bocca aperta proprio, perché questa non è una mano disegnata, è una mano che è veramente realizzata unicamente con il colore. Non sembrerebbe davvero di trovarsi nel 1440 o giù di lì. Quindi insomma questo interrogativo, se una determinata scelta tecnica sia intenzionale e cercata oppure casuale per circostanze che oggi noi non possiamo sostanzialmente ricostruire, è un interrogativo che ci accompagna sempre nelle nostre considerazioni di opere d'arte del passato. Io ho intenzione oggi di presentare random una serie di esempi di casi nei quali le condizioni materiali dell'opera possono aver influito su tutti gli altri aspetti che abbiamo visto nelle prime due diapositive che abbiamo proiettato, di considerazione globale dell'opera d'arte. Next. E fra questi esempi vi presento questo trittico che prima di un recente restauro si trovava in queste condizioni, visibilmente totalmente ridipinto, il tutto in ambito di Gubbio. Next. Dopo il restauro, quanto ne è risultato è questo, quindi un'opera
sicuramente molto molto sofferta, però sostanzialmente originale, intendendo per originale, questo è ovvio, non il recupero impossibile di uno stato uguale al momento in cui l'opera fu terminata dall'autore, ma di come ci è arrivata attraverso il tempo. Originale qui vuol dire che non c'è nulla che si interpone nella nostra considerazione dell'opera facendo deviare il nostro giudizio. È stato così possibile a me riconoscere quest'opera nel Museo di Gubbio come un raro esemplare di Pietro Lorenzetti nel magico, come l'ho definito, secondo decennio del Trecento, Next, apparentabile ad un esemplare molto simile che si trova nel Museo di Seattle, negli Stati Uniti. Noi speriamo sempre di riuscire prima o poi a tenere una mostra su Pietro Lorenzetti, così come è stata fatta su Ambrogio recentemente, perché Pietro è stato sicuramente uno dei grandissimi di questo momento magico dell'arte italiana. Basti pensare a questo proposito, più o meno nello stesso periodo del secondo decennio, agli affreschi nella chiesa inferiore di Assisi. Next. Allora noi ci troviamo ad avere delle opere che sono sicuramente in uno stato conservativo estremamente compromesso. Next, quello che abbiamo visto nel San Paolo, che vediamo qua giù nel San Pietro, Next, e che vediamo nella Madonna con il Bambino, sono delle larve rispetto a quanto queste figure sarebbero state all'origine. Ma secondo me, come posso dire, noi altro non possiamo fare che prendere atto della situazione. Comunque sia, è riemerso un politico a Gubbio di Pietro Lorenzetti, il che naturalmente spiega fra l'altro molto delle successive evoluzioni della scuola locale nel XIV secolo. E quindi noi altro non possiamo fare che recuperare per quanto possibile questa immagine, naturalmente rammaricarci che lo stato di conservazione non sia migliore, però ecco, riconoscere che comunque sia quanto ne rimane è stato sufficiente ad arrivare a questo riconoscimento. Next. Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente a questa tela che mi è capitato di vedere 4 anni fa, mi pare, nella sede della comunità ebraica di Firenze. Io faccio parte del consiglio dell'Opera del Tempio come membro laico, diciamo così. E insomma era un quadro che mi è sembrato potenzialmente di grande qualità, Next, e che potesse essere avvicinato al Guercino, come vediamo anche in un'immagine ravvicinata che mostra anche le tipiche scodelle, per così dire, che troviamo nei quadri del Guercino, evidentemente per una presenza di bitume o altre sostanze analoghe da lui utilizzate in mescola con i colori. Next. Allora, mi è successo successivamente di, facendo naturalmente un po' di ricerca, di trovare questa incisione, opera di un signore di Cento, come era di Cento nell'Emilia il Guercino, a nome Pasqualini, che conosciamo per avere egli eseguito tutta una serie di incisioni dalle opere del Guercino. E qui è proprio esplicitamente dichiarato che l'opera riproduce un originale di Giovan Francesco Barbieri, ora non so se riuscite a leggere le scritte, e c'è poi anche la data 1630, quindi abbiamo una conferma dell'autore e anche dell'epoca di questo dipinto. Insomma, naturalmente fa sempre piacere quando si è arrivati da principio ad un riconoscimento e poi sono venuti fuori, cosa che non sempre succede, dei dati oggettivi che lo confermano. Next. Allora mi avvenne anni fa, essendoci proprio in quel momento un convegno sul Guercino a Piacenza, di proporre al collega Daniele Benati, che se ne occupava, di fare una breve presentazione di questo quadro. C'è un convegno sul Guercino, ne viene fuori uno inedito con appunto una conferma in una incisione dell'epoca. Però ecco, il collega Benati disse che lui non era convinto e che quindi insomma preferiva che non si facesse una presentazione di soli 5 minuti nell'ambito del convegno, e fra l'altro mi osservò, beh, nella incisione c'è sul lato un albero e qui invece l'albero non c'è, quindi insomma non è detto che il quadro sia un originale.
Ora, beh, si potrebbe osservare che secondo alcuni colleghi, se un quadro lo trovano loro è del Guercino, se lo trova qualcun altro è di Benedetto Gennari, di un parente, di un seguace e così via. Però next, la cosa insomma è andata tranquillamente avanti, così vedete la pulitura avanzata. Next, intanto la qualità veniva confermata, a mio parere, di un livello veramente di altissima qualità. Next, ed ecco che a pulitura finita anche il famoso albero sulla destra è venuto fuori da sotto questa ridipintura. Next. Un particolare, fra l'altro, molto interessante che segnalo di passaggio, perché insomma così facciamo anche delle considerazioni di carattere storico, è che, cosa che succede molto raramente, la scritta è effettiva, quindi evidentemente il Guercino ha avuto qualcuno che gli ha dato l'indicazione di quali dovessero essere le scritte corrette in ebraico e le ha riportate sulla tavola della legge. Next, ed ecco l'opera a lavoro terminato. Andiamo ancora avanti. Next. Qui vi presento alcune immagini relative ad uno studio che è compiuto, che sta uscendo esattamente in questi giorni sulla rivista Storia dell'Arte. Il Guercino precedente l'ho pubblicato sulla Revue de l'Art, una rivista francese. Qui stiamo parlando del Bramantino, un pittore raro e sempre di alta qualità. Sapevamo da fonti antiche che aveva dipinto un quadro che aveva come soggetto una Lucrezia. Esiste una serie di esemplari che appunto riprendono e ripetono questa iconografia. Uno lo conoscevamo da una vecchia foto eseguita, vedete, c'è in alto a destra la data 1946, ad opera della soprintendenza di Genova, si trovava in una collezione genovese all'epoca. Next, ma poi ce n'erano altri esemplari, uno che è di qualità modesta, vedete, proprietà dell'antiquario Baratti di Milano. Next, un altro che è di qualità molto superiore, un inglese, Charles Robertson, sbagliando, l'ha pubblicato come originale anni fa, e questo si trova nella Fondazione Busca Serbelloni di Milano. Next. E poi c'era un caso veramente particolare, la sola figura in un dipinto che si trovava a Berlino e che è andato distrutto nella seconda guerra. Questo per dire che esistono diversi esemplari di questa iconografia. Next, torniamo al nostro di collezione genovese. Next, e cominciamo a vedere una immagine in ultravioletto. Perché mi è capitato di volere approfondire il discorso relativamente a questa serie di opere che fanno capo all'attività di Bramantino? Perché l'esemplare di Genova, di cui vi ho fatto vedere fin qui la immagine in bianco e nero vecchia, e che vediamo adesso invece, perché a questo si riferisce, nella immagine in ultravioletti, era conosciuto da alcuni degli studiosi che recentemente si sono occupati di Bramantino con iniziative di grande valore. Ci sono state due mostre, una a Milano di Agosti e Stoppa e un'altra invece a Lugano. Però ecco, il responsabile principe della mostra di Milano, che è uno storico dell'arte di grandissime capacità che tutti conosciamo, Giovanni Agosti, scriveva che le condizioni di quest'opera erano tali da impedire di decidere se potesse essere un originale o meno. E allora questa osservazione ha destato e stimolato il mio spirito di contraddizione. Io mi sono domandato, ma possiamo davvero dire che lo stato di conservazione del quadro mi impedisce di decidere se per caso sia davvero l'originale del Bramantino e l'archetipo della serie? E allora vediamo questa immagine in UV. Naturalmente è chiaro che si tratta di un dipinto molto sofferto, ma a mio parere la possibilità comunque di concludere per una responsabilità diretta dell'autore di Bramantino rimane. Next. Vediamo un poco le immagini successive. Questo è il dipinto a fine pulitura prima di terminare anche i ritocchi che in parte sono già stati comunque eseguiti, ma ora abbiamo dei dettagli. Next.
da cui si vede meglio. Dunque intanto va bene, l'iconografia richiama altre opere del Bramantino, meglio più che l'iconografia, la propria inquadratura. Ecco, qua giù vediamo, prima abbiamo visto il San Giovanni a Patmos che è nella collezione Borromeo, e qui torniamo al nostro dipinto che si trova oggi proprietà di italiani, ma in una loro residenza a Londra. Il quadro era stato acquistato a Vienna sul mercato internazionale e quindi ha una circolazione europea, durante la pulitura ad uno stadio già abbastanza avanzato. Next. E qui vediamo dei dettagli da cui si vede che, come dicevo prima, è sicuramente ampiamente sofferto. Guardate sul collo sotto il mento, e anche next, come è un poco sgranata naturalmente la vesticciola bianca. Però non si può dire, a mio parere, che la conservazione sia tale da non consentire una valutazione di carattere stilistico e storico-artistico. Next. Perché in realtà, ecco, questo dettaglio ce lo mostra ancora meglio, siamo in condizioni di un originale certamente sofferto, ma che non è molto diverso da quanto possiamo incontrare con una certa frequenza anche in raccolte museali, soprattutto se si tratta di dipinti che sono passati sul mercato antiquariale internazionale. Next, quindi c'era la possibilità di approfondire, vediamo dettagli al lavoro terminato. La restauratrice Franca Carboni di Genova ha compiuto un lavoro secondo me molto apprezzabile, con una leggerissima ingranatura a puntini, come si fa normalmente soprattutto nell'affresco piuttosto che un dipinto su tavola, riconnettendo un poco al fine di recuperare una certa leggibilità dell'immagine totale. Vedete questo dettaglio next, che è apparentabile ad altre opere conosciute dal Bramantino. Qui purtroppo l'immagine, la qualità dell'immagine non è buona, ma insomma questo è lo splendido San Sebastiano di collezione Rasini a Milano. Next. E quindi sull'originale stesso la restauratrice ha identificato una serie di piccole correzioni che potremmo anche, volendo, chiamare pentimenti, ma è l'occasione da parte mia per mettere in guardia anche, come posso dire, nell'utilizzo a fini di valutazione, di giudizio dei pentimenti. In altre parole, i pentimenti vengono sempre di default identificati come se fossero una riprova di originalità. Ci sono pentimenti, è un originale; non ci sono pentimenti, può essere una copia. In realtà ci sono originali che non hanno pentimenti, ma ci sono anche copie che magari ce l'hanno, naturalmente non di grande importanza, diciamo, però possono esserci, ma possono essere anche importanti se il copista ha deciso di variare qualche cosa. Tutto questo per dire non che non dobbiamo porre attenzione alla presenza dei pentimenti, ma che al solito non dobbiamo dare mai niente per scontato in questo genere di considerazioni, e dobbiamo vedere se quanto emerge da una determinata osservazione si compone in un quadro armonico con le altre che possiamo esprimere a proposito dell'insieme. Next. Ed ecco quindi il quadro a questo punto terminato. Torno a ripetere, è appena uscito un mio articolo in proposito sulla rivista Storia dell'Arte. Next. Ci sono poi dei casi nei quali noi non riusciamo assolutamente a spiegarci, a trovare una spiegazione razionale di modifiche cui sono state sottoposte opere d'arte in determinati momenti del loro percorso nei secoli, perché veramente questi interventi che sono stati compiuti hanno delle logiche, sempre che possiamo definirle tali, che sfuggono ad una normale comprensione e veramente non si riesce a comprenderne la ratio. Ora vi mostro due esempi di casi nei quali due originali di grande qualità sono stati, in un certo periodo della loro storia, trattati con delle policromie a finto bronzo, probabilmente per mascherare in qualche modo il materiale originale, che veniva ritenuto meno nobile di come lo si voleva far sembrare. Qui vedete un'immagine del totale, next, di un particolare della testa, next,
della parte centrale del corpo, next, della parte inferiore, next, e della mano sinistra, di un crocifisso della bottega di San Gallo, amici e competitori anche di Michelangelo. La data di quest'opera è probabilmente intorno al 1520. La proprietà è dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, di cui io sono segretario generale, e quest'opera si trova adesso nella sede dell'Accademia in via Orsanmichele, dove si trova anche, come vedremo, l'opera che vi mostrerò dopo di questa. Comunque si è trattato a questo punto di un intervento di restauro compiuto su finanziamento dei Friends of Florence, abbastanza di recente, da una brava restauratrice piemontese che lavora a Firenze, Francesca Spagnoli, e next, ecco il risultato. Abbastanza incredibile in rapporto a dove si era partiti, visto che la policromia di questo crocifisso è conservata in maniera splendida e il restauro è stato capace di recuperarla. A chi può essere venuto in mente, muoviamoci sempre soltanto dopo che ho detto next io comunque, va bene così però, a chi, no ma next, eccoci bene, a chi può essere venuto in mente di trattare a quel modo una opera di una qualità superba, con una policromia di incredibile raffinatezza, guardate il colore leggermente violaceo delle labbra, next, e con alcuni particolari veramente incredibili. Pensate che il sangue, per esempio, i rivoli di sangue, non sono realizzati a stucco come di prammatica, ma a intaglio, cioè l'autore ha intagliato proprio fino all'ultimo con un dettaglio che è veramente estremamente raro da trovare. Il panno probabilmente nella nostra valutazione è del XVIII secolo e su quello è stato necessario un intervento di pulitura con il laser. E allora vi posso dire che nella città da cui vi parlo, Firenze, si è verificato un fenomeno abbastanza appunto per noi oggi incomprensibile, per cui grosso modo dalla metà del Settecento alla metà dell'Ottocento si trovano con una certa frequenza questi trattamenti a finto bronzo, chiamiamoli così. Io penso che la intenzione fosse quella. E uno degli ultimissimi è proprio, abbiamo trovato dei documenti in proposito, relativo a questo crocifisso, next, di qualità, torno a ripetere, superba, guardate anche qui davvero la resa anatomica incredibile, e next, vediamo per ultima un'immagine molto significativa veramente, che hanno riguardato statue in legno e, come vedremo la prossima, in terra cruda, ma hanno anche riguardato alcune sculture in marmo addirittura, penso a quelle di Orsanmichele, altre del Campanile di Firenze, quindi veramente è abbastanza inconcepibile per noi oggi quale fosse stata l'intenzione per cui si era divenuti a questa serie di trattamenti. È un fenomeno che meriterebbe uno studio monografico e insomma vedremo se ci sarà qualche giovane che nel futuro abbia intenzione di compiere un po' un censimento degli interventi di recupero che sono stati compiuti a Firenze in questi ultimi anni e cercare di trovare soprattutto delle basi documentarie relative agli autori e, torno a ripetere, soprattutto alla intenzione con la quale sono stati compiuti questi interventi. Ora la prossima opera, Next, che vediamo, è veramente di grande importanza e grande qualità. Qui la vediamo sul suo basamento che risale, a mio parere, verso la fine del XVIII secolo, nella casa Buonarroti, dove si trovava fino a non molto tempo fa, next, perché successivamente è stata recuperata dall'Accademia delle Arti del Disegno, che ne è proprietaria fino dal 1583, quando Bartolomeo Ammannati, architetto e scultore, che l'aveva ricevuta dal Granduca Cosimo I de' Medici, la donò all'Accademia delle Arti del Disegno, che era stata fondata da Giorgio Vasari esattamente 20 anni prima. Ora questa è una ricostruzione, altre ce ne sono, qui siamo nel libro della Pop degli anni 20, vedete sulla sinistra soprattutto, sotto il monumento funebre di Lorenzo
non Lorenzo il Magnifico naturalmente, dei Medici, nelle Cappelle Medicee. Ecco, Michelangelo aveva progettato delle figure che dovevano stare alla base di questi monumenti funebri e riprendere l'antica iconografia romana dei dei fluviali o dei fiume, come preferisco chiamarli io, visto in tedesco è Flussgott, in francese Dieu Fleuve, in inglese River God, quindi secondo me in italiano è più giusto chiamarli Dio fiume che non Dio fluviale. Fortunatamente, se così posso dire, queste figure poi non sono state realizzate in marmo, perché credo che sarebbe stato forse un carico eccessivo. D'altra parte ricordiamoci anche che Michelangelo aveva previsto di decorare con delle decorazioni vegetali tutta la volta, quindi insomma delle volte che in alcuni casi che delle imprese, dei progetti si siano interrotti e non siano arrivati proprio a compimento come erano stati pensati, può non essere stato un male. Next, torniamo al nostro Dio fiume. Se ne erano perse le tracce fino a che, ve la faccio naturalmente breve, ai primi del XX secolo, uno studioso tedesco, Gorszewski, recuperò il Dio fiume di Michelangelo che stava nascosto, diciamo, in mezzo ai gessi dell'Accademia di Belle Arti e lo pubblicò. Fra l'altro un suo allievo, Geisenheimer, trovò tutta una serie di documenti relativi appunto alla donazione operata da Bartolomeo Mannati, e queste sono le prime immagini con cui l'opera fu pubblicata nel 1906. Vedete fra l'altro in alto quella spaccatura all'attaccatura della coscia, che dipende dal fatto che sicuramente in quella sistemazione probabilmente della fine del Settecento di cui vi dicevo, il Dio fluviale è stato collocato più orizzontale rispetto a come era prima. Quindi questo ha comportato che le gambe, le cosce, venissero a pesare molto di più, e siccome sono piene, mentre il busto è vuoto, si è verificata la spaccatura che vedete e che è stata poi recuperata naturalmente con interventi di stuccatura nei momenti successivi. La tecnica di esecuzione è da terra cruda, vale a dire non si tratta di terracotta come si potrebbe pensare e come era stato pubblicato nei primi scritti, ma di terra cruda. Questo perché si trattava di modelli che erano assolutamente effimeri, non destinati a durare. È soltanto la grande fama di Michelangelo che ha fatto sì che quest'opera sia pervenuta fino a noi. Next. Sono opere rare in questa tecnica, però ce ne sono altre. C'è un grande modello del Gian Bologna a Firenze e alcune delle figure nella Cappella dei Pittori alla Santissima Annunziata sono anch'esse realizzate in terra cruda, naturalmente con una armatura interna. È un'opera con la quale, questa che vediamo, io sono sempre stato, come posso dire, particolarmente vicino, perché si trovava alla Casa Buonarroti negli anni in cui io ho lavorato per il mio primo periodo professionale insieme al direttore della Casa Buonarroti, Charles Tolnay, come suo segretario assistente fra il 1968 e il 1974. Quindi poi da direttore dell'ufficio restauri della soprintendenza nel 1985 avevo provato a studiare la possibilità di un intervento di restauro, che però possibilità era stata abbandonata poi a quel momento. Comunque voi vedete fra l'altro in questa immagine questi orribili ferri che sono stati conficcati nella figura per tenerla ferma e che noi abbiamo concluso nel recente restauro Next, che è stato compiuto molto più di recente. Vediamo ancora un'altra immagine Next, prima dell'intervento, e qua sul dietro non so se riuscite a vedere sulla spalla a sinistra addirittura emerge una specie di rete da pollaio che aveva fatto da sostegno per una stuccatura. Next. Ecco, qui invece appunto è stato iniziato poi questo restauro ad epoca recente che ha portato ad una esposizione dell'opera, l'ultima mostra sul Cinquecento fiorentino tenuta nel 18 a Palazzo Strozzi, dopodiché
invece di tornare alla Casa Buonarroti è rientrato nella sede, torno a ripetere, dell'Accademia delle Arti del Disegno. Vi dico subito che è stata costruita attorno a quest'opera, Next, una nuova sala espositiva che non è ancora aperta al pubblico perché stiamo completando tutta una serie di operazioni a corredo che riguardano la possibilità di accessibilità proprio del pubblico, però l'intenzione è di aprirla certamente ad un'accessibilità pubblica come merita quest'opera, e è stata, come dicevo, costruita intorno a una sala espositiva che vede al centro questo Dio Fiume, su una parete il crocifisso dei San Gallo che abbiamo visto poco fa, e poi c'è anche una lunetta dipinta di Francesco Granacci, che era stato amico d'infanzia di Michelangelo. Vedete che nella pulitura riemerge la biacca originale che era stata applicata a quest'opera, perché l'aspetto, diciamo, doveva essere simile, apparentabile in qualche modo a quello del marmo, per poter, una volta collocata sul posto, dare un po' un'idea di quale sarebbe stato il risultato visivo qualora si fosse proceduto attraverso poi normali sistemi di trasposizione a passare dal modello all'opera in marmo. Next. La restauratrice che avete visto prima, Rosanna Moradei, che aveva iniziato il lavoro quando era ancora all'Opificio delle Pietre Dure, lo ha terminato poi dopo il pensionamento con un finanziamento del Friends of Florence. Vedete l'andamento della pulitura, che naturalmente mette in luce anche larghe parti nelle quali la coloritura bianca non è più presente, però next vediamo lo straordinario recupero che si è verificato su quest'opera, che devo dire ha un impatto visivo ed emozionale abbastanza particolare, per cui con tutte le sue mancanze, Next si tratta di una riacquisizione sicuramente abbastanza emozionante. Ecco, qui vedete poi la stuccatura a larga proprio alla base della gamba destra che vi avevo già segnalato prima. Era necessaria Next, un'operazione di ritocco, restauro pittorico, naturalmente estremamente delicata, che doveva assolutamente mantenere l'aspetto scabro, ruvido delle superfici. Vediamo la restauratrice Martina Freschi che sta misurandosi con il compito che sta eseguendo e che ancora l'aspetta in parte. Next, ed ecco ora le immagini terminate. Naturalmente voi vedete che dove ci sono delle mancanze sono state ovviamente mantenute, è stato semplicemente consolidato il materiale per evitare perdite ulteriori. Next, e qui lo vediamo nelle ultime immagini con cui si presenta adesso. Io mi auguro che fra pochi mesi Next possa essere aperta al pubblico, questa sala espositiva, e che voi veniate nel centro di Firenze all'Accademia delle Arti del Disegno per vederla quindi nell'ambiente che le è stato creato intorno. Next. E continuiamo con Michelangelo, un caso veramente molto molto particolare. Così io sto cercando di dare un po' a largo raggio un'idea, appunto, oggi si direbbe delle sfide, ma è un termine che a me non piace, diciamo dei problemi con i quali ci troviamo a misurarci alle volte nel corso del nostro lavoro. Sapevamo dalle fonti che Michelangelo aveva eseguito una statua di un San Giovannino, cioè un San Giovanni giovane, che era finita nella città spagnola di Úbeda, che era fra l'altro un feudo del Marchese del Vasto, lo spagnolo che era poi il marito di Vittoria Colonna, quindi sempre in ambito michelangiolesco siamo. Allora, negli anni 30 era stata attribuita da uno studioso locale a Michelangelo questa statua di San Giovannino, che si trova appunto inglobata in un altare nel Duomo di Úbeda in Andalusia, che però era poi stata praticamente distrutta durante la guerra civile spagnola, quando una serie di opere dall'interno della chiesa erano state portate sul sagrato, era stato appiccato il fuoco, era andato distrutto tutto quanto. Rimanevano soltanto poche immagini, next, questa che avete visto, quest'altra, next, e un'altra ancora. Accadde, next, che non molti anni fa, siamo nei primi anni 90, il direttore del Museo dell'Alhambra a Granada si accorse in qualche maniera che questo pezzo di testa che aveva come fermacarte sulla propria scrivania apparteneva next
all'origine ai resti del San Giovannino di Ubeda, i quali altri resti erano invece a Siviglia, nella casa di Pilatos, proprietà del duca di Medina Celi, un cugino del re. Next. Ecco tutti i resti che erano rimasti di questa figura, e vi dico subito che l'attribuzione a Michelangelo è stata confermata in uno splendido studio da Francesco Caglioti, un grande studioso, il massimo di scultura del Rinascimento, che ha potuto ripercorrere anche tutto l'andamento che da Roma ha portato questa figura a finire nella cittadina di Ubeda in Andalusia. E quando il duca di Medina Celi domandò all'Opificio delle Pietre Dure di prendersi cura di questo problema, naturalmente ci abbiamo pensato a lungo, perché che cosa potevamo fare di questi resti. Dopodiché la conclusione e la mia convinzione fu che comunque qualsiasi cosa sarebbe stata meglio che avere dei pezzi staccati tenuti in un cassetto. Next. E quindi iniziò tutta un'opera di studio, anche con delle simulazioni, che è andata avanti per anni, è stata terminata dopo che io avevo nel 2000 lasciato l'opificio per cambiare mestiere. Next. Vediamo appunto delle ricostruzioni virtuali. Next. Di varia natura. Next. Sono immagini orribili a vederle, finché alla fine siamo arrivati ad una ricostruzione dell'insieme, nel quale, molto meglio che non in fotografia, l'osservatore riesce a determinare quali siano parti originali e quali siano quelle in resina che hanno funzionato da collegamento. Next. Io mi domando ancora naturalmente se si possa questa operazione chiamarla un restauro o meno. Next. In ogni caso, come posso dire, secondo me, se non altro, si dà un'idea di quale fosse l'insieme dell'opera, e comunque sia l'osservatore next è in condizioni di distinguere, osservando da vicino, quali sono i pezzi rifatti di collegamento e quali sono quelli originali. È, come posso dire, un caso abbastanza limite, naturalmente, quindi non è che ci si imbatte ad ogni momento in situazioni di questa natura. Però a questo punto, torno a ripetere, piuttosto che tenere i vari pezzi staccati e separati e non accessibili al pubblico, se non altro c'è una immagine che richiama quello che era l'opera. Svolgo un po' la stessa considerazione che avevamo proposto col dipinto di Pietro Lorenzetti. Purtroppo, cioè, è arrivato così e noi su quello non ci possiamo fare niente, se non altro in qualche modo qualche cosa abbiamo recuperato. Poi molto spesso, next, un caso che ci si presenta nei nostri studi è quello di capire quale fosse la situazione materica originale di un'opera. Mi spiego meglio attraverso questo esempio. Abbiamo la famosa Annunciazione Cavalcanti di Donatello in Santa Croce, che stava probabilmente sul tramezzo e è stata spostata su un fianco della chiesa, che vediamo in una immagine degli anni 80 dell'Ottocento ancora tutta bianca, con poi, questi si riconoscono appena, anche il fastigio con i putti a sinistra e a destra, e poi c'è una parte dipinta sopra. Next. Questa è un'altra immagine non bene interpretabile, sempre ancora dell'Ottocento. Next. Ed ecco come l'opera si presentava prima del restauro compiuto alla metà degli anni 90 dall'opificio. Quindi molto sporca, non leggibile, il bianco non c'è più, ci sono le dorature e si vede la differenza fra la parte in pietra, vedete, non in marmo, in pietra, e in alto i putti in terracotta. Next. Un dettaglio delle dorature, chiaramente non originali o ottocentesche. Next. Ed ecco come l'opera si presenta a restauro terminato. Ora ci sono delle stranezze, chiamiamole così. Questa appunto il fatto, tanto per cominciare, che era realizzata con una pietra e non con un marmo, poi che in parte invece i putti in alto sono in terracotta. Allora, a farvela breve,
perché non ripercorriamo nei dettagli la storia di ogni singolo caso che vi sto presentando, è emerso attraverso il restauro che il tutto era dipinto di bianco, molto probabilmente una bianca, un bianco di piombo coprente, oleoso, che si applica molto facilmente, che aderisce bene, e quindi voi capite che se il tutto doveva essere dipinto, non c'era la minima ragione di adoperare un materiale più nobile come il marmo, perché a un certo punto la pietra andava benissimo e anzi l'adesione della bianca sarebbe stata migliore. Così pure i putti vengono modellati in terracotta e meglio averli fra l'altro un po' più leggeri che se fossero in pietra e marmo, visto dove devono stare. Il Vasari scrive fra l'altro di questi putti, ora vedremo dei dettagli, che si abbracciano per paura di cadere di sotto, che è una delle maniere estremamente fantasiose con cui si esprime questo straordinario scrittore. Next, vediamo un dettaglio al lavoro finito. Qui si vede bene appunto la bianca, chiaramente le dorature sono state mantenute perché certamente ti producono dorature originali anche se non più conservate. Next, e vediamo ora dei dettagli dei putti, next, che stanno fra le creazioni più felici di Donatello. Qui vediamo la parte inferiore come era prima del restauro, con queste pesanti appoggi in gesso scanalato. Next, per quelli che stanno, poi lo capiamo meglio, sopra la parte curva del fastigio. Qui vediamo dal di sotto quindi una piastra di acciaio che è stata creata per poter appoggiare la base liberata dal gesso che abbiamo visto, mentre poi l'elemento, diciamo, lungo che vediamo sulla sinistra è quello che viene annegato nel muro. Next. Ecco quindi appunto come si presentano i due putti che seguono la curvatura. Next. E qui abbiamo altre immagini. Vedete fra l'altro come Donatello riusciva comunque a differenziare la vesticciola dalle carni, pur essendo il tutto eseguito in argilla, che poi era destinata alla cottura. Next. Erano sicuramente dorati non solo gli ornamenti ma anche i capelli. Next. E le figure di questi angeli sono fra le creazioni secondo me più incredibili di questo straordinario genio della scultura. Next, perché sono convinto che chi vedesse un'immagine come questa senza avere chiaro che cosa rappresenta, a che cosa appartenga, potrebbe pensare che non so, una cosa liberty, una cosa davvero di primo Novecento in qualche modo. E allora la considerazione finale su questo caso che vi propongo è che gli storici dell'arte ancora non sono stati sufficientemente reattivi a, come posso dire, a incamerare nelle loro cognizioni che l'Annunciazione cavalcante di Donatello era bianca, era quindi colorata di bianco, e quindi tutte le considerazioni che possono essere svolte di carattere stilistico e storico-artistico devono sempre partire da questa constatazione. Next. Ecco, qui vediamo sì un particolare bello comunque dell'insieme terminato. Next. Un'altra considerazione da svolgere riguarda le famose indagini diagnostiche e scientifiche. Parlavamo all'inizio dell'importanza della technical art history e naturalmente noi tutti siamo oggi convinti che per poter valutare sia un'opera conosciuta, sia ancor più forse un'opera sconosciuta che emerge da una collezione privata, dal mercato, quello che sia, una considerazione di carattere tecnico è sicuramente molto importante e può essere addirittura fondamentale. Nella stessa maniera ricordiamoci che le indagini scientifiche devono essere sempre interpretate. I dati che si offrono sono soltanto apparentemente del tutto oggettivi, non esiste una oggettività totale, esistono dati che si acquisiscono e che sono alla base di comparazioni che si compiono sempre alla ricerca di una composizione armonica di tutti i vari elementi che concorrono. Quando un collezionista francese mi ha mostrato questa immagine di una testa in terracotta, la prima impressione
ne parlo in un articolo che sta per uscire, era che fosse, come dicono gli anglosassoni, too good to be true, troppo buona per essere vera. Avanti, next, vediamo altre immagini di grande qualità, next, next, con questo aspetto così forte, next, da guerriero rinascimentale, ma in fondo se ci pensiamo anche il Bartolomeo Colleoni ha un'espressione un po' di questo tipo e non per questo noi lo riteniamo fatto così, diciamo, ad uso dei fruitori del XX secolo o del XXI. Allora il proprietario, su mio consiglio, fece eseguire 2 esami di termoluminescenza a 2 ditte diverse, naturalmente in maniera totalmente indipendente l'una dall'altra. Questa perché molti studiosi ai quali aveva richiesto un parere l'avevano a prima vista dichiarato essere un falso. Ripeto, troppo buono per essere vero. Ora, le indagini scientifiche devono essere sicuramente, come posso dire, maneggiate con la cura di cui vi ho parlato. Però bisogna essere sportivi, non si può ricorrere alle indagini scientifiche quando i loro risultati ci piacciono e respingerle invece come antipatiche quando i loro risultati non ci piacciono. In questo caso i 2 esami di termoluminescenza eseguiti indipendentemente hanno dato tutte e 2 lo stesso risultato. Siamo fra 4 e 500. Sapete, l'esame di termoluminescenza non si può eseguire sempre, richiede un certo sacrificio di una piccola quantità di materiale, misura la radioattività della quale un materiale fittile si ricarica dopo essersi azzerato nel caso della cottura, eccetera, eccetera. Quindi non dà una risposta ad annum, evidentemente. Però ci dice con certezza se siamo di fronte ad un falso o a un originale, e questo è un originale. Next, torniamo ai casi nei quali l'esecuzione di un restauro ha portato a risultati assolutamente insperati, totalmente sorprendenti. Questo, devo dire, è uno dei più sensazionali ai quali può aver capitato di assistere nel corso della carriera di uno storico dell'arte. Una icona popolare di una Madonna in un piccolo oratorio a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, a nord di Firenze, next, ed ecco però che le immagini in riflettografia infrarossa mostravano un'immagine che veramente lasciava a bocca aperta. Next, ancora più se guardiamo la successiva. È un'immagine di una intensità e di una, se mi passate la parola, modernità assolutamente totale, tanto da farci correre il rischio, come posso dire, di valutarla in maniera perfino prevalente next nei confronti della immagine finita, che è questa, che è una Madonna giovanile, probabilmente la primissima opera di Giotto che sia sopravvissuta. Sulla sua appartenenza a Giotto siamo tutti assolutamente convinti. Veramente quindi il restauro e uno studio ancora prima del restauro, naturalmente di carattere scientifico, che inviti alla esecuzione del restauro stesso, può offrire dei risultati tali da cambiare il corso dell'arte italiana. Soltanto per ricordare con chi abbiamo a che fare, next, una particolare al quale io sono particolarmente affezionato, della Madonna di San Giorgio alla Costa di Giotto, perché siamo intorno al 1290 ancora, forse poco più, secondo me potrebbe essere anche 5 anni dopo, ma insomma siamo sempre all'interno del XIII secolo. E allora se vi prenderete la cura di mettere in relazione un'immagine di questo genere con la diffusa pittura duecentesca, vedrete che siamo veramente a un universo di distanza. La plasticità di questa immagine è cosa totalmente sconosciuta rispetto alla piattezza della pittura duecentesca, che può naturalmente, diciamo, avere anche dei forti contrasti chiaroscurali, ma sempre però al di fuori di un concetto spaziale quale quello che è stato introdotto da Giotto. E quanto fosse
intenzionale la rivoluzione giottesca, Next ce lo mostra adesso un esempio che io trovo particolarmente significativo e rivelatore. Qui abbiamo una delle croci dipinte di giunta, quindi particolarmente duecentesca, e qui la vedete, tra l'altro una qualità superba, una conservazione eccellente, vedete il Cristo con la testa che è nettamente al di sopra del termine orizzontale del braccio della croce. Next. Con Cimabue siamo un pochino scesi, ma la testa è sempre più o meno sullo stesso piano delle braccia spalancate. Next, quando arriva la croce di Santa Maria Novella, viene ripreso un po' il prototipo che Giotto prima, dopo, durante, questo sarebbe un lungo discorso, ci presenta negli affreschi di Assisi, questo famoso in cui una croce è vista dal davanti e Next dal dietro, eccolo qua. Ma soprattutto Next arriviamo quindi alla croce di Santa Maria Novella perché vediamo che a questo punto la testa è fortemente calata, il corpo è sceso verso il basso, le braccia anziché orizzontali sono inclinate in diagonale in modo da poter dimostrare Next tutto il peso del corpo, quale viene fuori da questa altra immagine in cui di nuovo, torno a ripetere, si può misurare il mondo intero che separa questo dipinto da quello di Cimabue, che era praticamente coevo, magari c'erano pochissimi anni di differenza, e da quello di Giunta. Ora, Next, durante il restauro, che naturalmente si è fatto carico poi del supporto ligneo, che vediamo qui dietro nella schematizzazione disegnata, è tutto assolutamente originale. Next, è venuto fuori un dettaglio che diciamo io trovo quasi commovente, se così posso dire, perché è uno di quei particolari che racchiudono veramente un mondo di significati. Ora vedremo poi dei dettagli, ma vi indico subito, anche se voi temo che non possiate vedere il puntatore del mio mouse, che nella parte inferiore, e quindi Next, andiamo subito a quella successiva, eccoci qua, vedete in basso a sinistra e a destra la radiografia, c'è un rettangolo di legno che è stato aggiunto, è stato inserito rispetto a quelli che erano già precedenti. È stato fissato con questi chiodi madornali che voi vedete bene nella radiografia a destra, no? Quei due rivolti in alto e gli altri che si intravedono rivolti verso il basso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Giotto, volendo proporre una iconografia estremamente innovativa del Cristo che pesa perché è un corpo reale, quindi scende e le braccia non sono più orizzontali ma sono inclinate, si è trovato in mancanza del legno necessario nel supporto preparatogli e ha richiesto al carpentiere di aggiungere questo rettangolo che gli permettesse Next la pittura che aveva in mente. Scusate, siamo già passati a quello dopo. Comunque, insomma, il discorso lo abbiamo terminato e abbiamo, come posso dire, messo particolarmente in risalto, questo è un caso veramente da manuale, come la croce di Santa Maria Novella dimostra che una innovazione di carattere tecnico era assolutamente intenzionale e finalizzata al raggiungimento, grazie Giusy di aver rimesso la precedente giustamente, e finalizzata al riconoscimento, scusate, al raggiungimento di un risultato voluto. Un caso Next particolare che riguarda sempre Giotto e la conservazione mi si è presentato di recente, per chi volesse approfondire c'è un articolo sulla rivista Arte Medievale a questo proposito, proprio nell'ultimo numero. E questo è il cosiddetto Polittico di Santa Reparata, che era l'antica cattedrale del Duomo di Firenze, poi sostituita da Santa Maria del Fiore, che a mio parere è attribuibile ad un collaboratore di Giotto. Siamo nell'ambito della bottega giottesca, però io non ravviso
una autografia di Giotto a questo proposito. Sul concetto di autografia di Giotto sono tornato recentemente in uno scritto nei volumi di scritti di storia dell'arte in onore della collega di Roma Marina Righetti. Ora, perché vi presento questo oggetto? Perché quando lo feci restaurare nel 1985 a quello che era all'epoca il più noto e più capace restauratore di dipinti a supporto mobile a Firenze, almeno al di fuori degli istituti pubblici, era un libero professionista, un pistoiese che si chiamava Alfio del Serra, che ha restaurato tutti i quadri più importanti degli Uffizi, poi le grandi maestà, l'Annunciazione di Simone Martini, eccetera, eccetera. La sua conclusione era che questo dipinto, che comporta sicuramente delle stranezze, e ora ve ne indicherò qualcheduna, era in uno stato di conservazione estremamente compromesso, e così scrisse nella parte a lui spettante della scheda che fu inserita nel catalogo della mostra Capolavori e Restauri tenuta a Firenze nel 1986. Dunque, intanto vediamo questo in ogni caso, che questo zoccolo è stato sicuramente aggiunto successivamente, ma poi è stata aggiunta successivamente anche tutto il coronamento con le cuspidi che sono sopra le figure. Io credo, nella scheda che scrissi su questo argomento nel catalogo della mostra Giotto e l'Italia tenuta a Milano nel 2015, di avere ripercorso più o meno le vicende secondo cui si è arrivati a queste aggiunte modifiche. Intanto next vediamo anche il dietro, perché questo è un politico bifronte, come con Giotto avviene anche con il politico. Voce? No, sto ascoltando una conferenza, dimmi. Hanno detto Possiamo chiedere di togliere per piacere il sonoro a chi non partecipa? Ecco, grazie, proseguo. Allora, un po' il politico bifronte, così come è il... stanno a casa. Politico stefaneschi sempre dell'ambito giottesco. Allora, quello che diciamo risultava su questo dipinto all'epoca, nel giudizio di Del Serra, era che fossero completamente ritagliati i fondi oro che abbiamo visto dietro, completamente appunto aggiunta in momenti successivi la cornice, questo in parte è vero, ma insomma che ci fosse uno stato generale di pessima conservazione dell'insieme. Io sul momento, come posso dire, accettai le conclusioni che arrivavano da parte di un restauratore assolutamente, su cui insomma non sarebbe stato possibile esprimere dubbi. Col passare del tempo, man mano che ho acquisito anche una maggiore convinzione relativamente alla mia possibilità di discriminare, mi sono convinto che il giudizio, la valutazione di Del Serra in realtà non era corretta. Next. E questa è una ricostruzione di quella che poteva essere la carpenteria originale fatta da Andrea De Marchi. Next. E attraverso degli studi più ravvicinati dell'opera mi sembra che sia stato in effetti dimostrato che questo stato generale di completa rovina di cui parlava Del Serra non è esistente in realtà. Le riflettografie che qui vedete sono state eseguite dall'Opificio delle Pietre Dure durante un breve passaggio a Firenze dell'opera sulla via di Milano nel 2015. Next. In tutte quante emerge una qualità del disegno, secondo me, non all'altezza next di quella a cui siamo abituati con Giotto, la parte migliore è la Madonna e soprattutto il Bambino, ma qui bisognerebbe introdurre tutto un discorso sul rapporto fra i disegni preliminari e preparatori sulla tavola e la pittura terminata, che non possiamo affrontare in questa occasione. Next, perché ci porterebbe troppo lontano. In ogni caso, next, vediamo che nelle immagini delle riflettografie
È sempre presente questa costruzione fortemente plastica che è tipica del Giotto, che abbiamo già visto a partire proprio dalla Madonna giovanilissima di Borgo San Lorenzo. Ecco, qui sì, vediamo nel San Lorenzo a destra la manica sinistra del santo che è totalmente rifatta, e questo è, come posso dire, visibile tranquillamente anche ad occhio nudo, anche perché poi nel restauro dell'85-86 la manica fu ricostruita next a selezione cromatica, come si suol dire. Ecco qui ancora un dettaglio, next, è un particolare di una mano dove c'è qui veramente molto visibile un pentimento, però soprattutto risalta ancora, torno a dire, questo risalto plastico così forte che a quest'epoca, perché siamo a mio parere nei primissimi anni del 300, probabilmente, cioè niente probabilmente, a mio parere verosimilmente durante il lavoro di Giotto a Padova, che spiegherebbe perché non sia stato lui di persona ad eseguire questo dipinto, è veramente ancora abbastanza senza precedenti. Next. Continuiamo a rimanere in ambito giottesco per richiamare anche qui la criticità delle volte dell'uso cui sono state sottoposte le indagini, chiamiamole scientifiche, ma in realtà scientifiche, come vedremo subito, fino a un certo punto. Questa, nella ricostruzione che pubblicò per primo Roberto Longhi nel 1930, è l'immagine del cosiddetto politico Puggi Berardi di Giotto, che si trovava all'origine, secondo ogni verosimiglianza, ora non mi dilungo sugli aspetti di carattere storico-artistico, in una delle cappelle di Santa Croce in cui la parte affrescata è dovuta a Bernardo Daddi, venuto anch'egli dalla bottega di Giotto, mentre le tavole dipinte vedono al centro la Madonna che sta oggi a Washington, alla sinistra il Santo Stefano che è a Firenze al Museo Horn, mentre gli altri due santi, un Santo Stefano e Santo Stefano Horn, mentre il San Lorenzo e il San Giovanni Evangelista si trovano in Francia, in una succursale del Museo Jacques Marandré che si trova in una cittadina francese della Marna. Next, ecco il dettaglio della Madonna. Next, ed ecco un dettaglio invece del Santo Stefano, e proprio questa immagine è quella che ha innescato un processo appunto abbastanza curioso. Avvenne che nel 1989 una eccellente studiosa inglese, Gillian Gordon, che lavorava nella National Gallery di Londra e si occupava dei dipinti italiani antichi, osservò così ad occhio che la preparazione di questo Santo Stefano, come la si intravedeva attraverso i diradamenti, le craquelure della stesura pittorica, era a color verde e quindi non corrispondeva con le preparazioni della Madonna Goldman che abbiamo visto un momento fa e degli altri next due santi che sono quelli che si trovano a Chailly-sur-Marne di cui vi parlavo, dove la preparazione era appunto arancione. Che cosa ne deduceva Gillian Gordon? Ne deduceva che all'interno dello stesso polittico vi fossero delle preparazioni differenti. Allora, questa è un'eventualità che io mi sento di scartare nella maniera più recisa perché oggettivamente non ritengo corrisponda in alcun modo alle prassi dell'epoca. Però quello che conta, ed è questo l'argomento sul quale vorrei richiamare l'attenzione, è che gli storici dell'arte furono prontissimi a saltare sopra, diciamo, su questa constatazione che riteneva di avere compiuto Gillian Gordon per mettere in dubbio la ricostruzione di Longhi e separare i due santi francesi dal Santo Stefano e dalla Madonna Goldman. Addirittura un grande studioso come il compianto amico Miklos Boskovic datava i due santi francesi all'epoca Peruzzi intorno al 1310 e la Madonna Goldman addirittura dopo il periodo napoletano di Giotto, nel 1335, quindi a un quarto di secolo di distanza.
Il tutto sulla base di che cosa? Sulla base della scienza. La scienza aveva detto che la preparazione di una delle tavole era diversa da quella delle altre e quindi non potevano appartenere allo stesso politico. Quindi ripeto, il problema è non tanto l'osservazione sbagliata, ora poi come vedremo, della Gillian Gordon, o meglio le conseguenze che lei ne aveva tratte, ma soprattutto la maniera in cui gli storici dell'arte, molti fra di loro, non sto ora a fare l'elenco, hanno maneggiato questa delicata, questa critica notizia che gli arrivava dall'articolo della Gillian Gordon, affrettandosi a demolire appunto la ricostruzione longhiana. Allora, Next, già pochi anni fa, cioè qui siamo nel 2009 veramente, alcuni studi di carattere riflettografico compiuti dalla nostra collega dell'Università di Genova, Clelia Galassi, insieme alla restauratrice Elizabeth Walmsley di Washington, misero veramente fortemente in dubbio che si potessero separare queste tavole, perché Next, quanto veniva fuori dalle indagini riflettografiche, era effettivamente estremamente simile. Però insomma, quello poi è utile fino a un certo punto. Next, vediamo anche questa splendida riflettografia del Santo Stefano Horn, questa eseguita all'opificio, vedete al solito come Giotto pensa per volumi fino dalla prima costituzione dell'immagine. Next, e rivediamoci allora tutto l'insieme nella ricostruzione di Longhi. È successo che quando nel 2013 al Louvre fu fatta ad opera di Dominique Thiebaud una mostra dopo il restauro della croce giottesca che loro hanno, e poi hanno presente anche uno dei soli 3 dipinti firmati da Giotto, il Santo San Francesco stigmatizzato che viene dalla chiesa di San Francesco a Pisa, fu fatta davvero di nuovo una indagine sui 2 santi francesi in primo luogo, di Chailly-sur-Marne, e cosa venne fuori? Venne fuori che poi, paragonando anche con Santo Stefano e con la Madonna, tutte e 4 le tavole hanno esattamente la stessa preparazione, cioè c'è un primo strato di preparazione verde e sopra quello ce n'è un altro di colore arancio. E quindi, come posso dire, lo storico dell'arte può ancora, se crede, decidere che i 4 pannelli non stanno insieme. Io sono assolutamente convinto di sì, insomma non ho il minimo dubbio, questa è la ricostruzione. Purtroppo i 2 santi francesi sono in condizioni conservative sicuramente non buone quanto il Santo Stefano e la Madonna Goldman, che però vorrei vedere un po' meglio, perché al solito su quello che sta esposto in America c'è sempre poi da ricontrollare un pochino di più. Ecco. Però non possono gli storici d'arte dare la colpa di una separazione delle tavole alle osservazioni, non posso chiamarle indagini perché in realtà la Gillian Gordon aveva espresso un'osservazione esclusivamente visiva di carattere appunto materiale, perché queste non dicono assolutamente quello che era stato per un certo periodo ritenuto di far credere. Allora, cominciamo ad avviarci agli ultimi 3 casi dei quali vi voglio parlare in questa chiacchierata. Next, e vediamo un oggetto abbastanza misterioso e sicuramente molto molto dibattuto. Vi presento questo caso soltanto per richiamare la necessità, come posso dire, di integrare le informazioni che arrivano da tutte le parti, perché alcune di queste possono risultare determinanti in una specifica situazione. Questa è quella che viene comunemente chiamata la Bella Principessa, una specie di miniatura, perché il dipinto è alto una ventina di centimetri, su pergamena, che è proprietà attuale della famiglia Silverman di New York, che ha gestito molto male, devo dire, il passaggio molto molto delicato della attribuzione. I proprietari insistono sull'appartenenza a Leonardo di questo dipinto. E vediamo anche Next, la prossima, con un dettaglio di grande qualità,
io non entro ora, come posso dire, nei dettagli di carattere stilistico così dell'attribuzione. Gli studi di carattere storico fanno pensare che si potesse trattare di una principessa morta a 13 anni di età e che addirittura questa immagine facesse parte di un codice che si trova oggi a Varsavia. Allora, come voi capite, quando viene fuori un'attribuzione a Leonardo, e dopo vedremo anche l'altra, ci sono state prese di posizione molto nette, molto diversificate, ma con una stragrande maggioranza di pareri espressi da studiosi del settore che hanno dichiarato questa immagine essere un falso. Qualcuno ha detto non è un falso ma un'opera di bottega di collaboratori. Sappiamo che Leonardo di collaboratori ne aveva di altissima qualità, a cominciare allo stesso Bernardino Luini, Boltraffio, eccetera, eccetera. Però, ecco, io vi cito quanto scrisse all'epoca, quando questo oggetto misterioso riemerse, un grande studioso, eccellente studioso di pittura italiana, come l'amico David Exerjan, che insegna in Inghilterra, a York, il quale disse: questo o è Leonardo o è un falso. E allora la domanda è un falso? Può essere un falso? Qui il discorso si farebbe sicuramente molto più complicato e si allargherebbe. La mia convinzione è che perché si possa parlare di un falso deve essere sempre presente una componente senza la quale di falso difficilmente si può trattare, vale a dire la componente di carattere economico. Il falso si fa per monetizzarlo, per fare sì che l'oggetto buttato sul mercato renda, e quindi bisogna che da qualche parte tutta questa parte relativa al guadagno di qualcuno sia presente. Nel nostro caso però è effettivamente una componente che è completamente mancante. Quando questo dipinto fu presentato in asta da Christie's nel 1998, arrivò con un'attribuzione da parte dei proprietari, ora vedremo chi erano i proprietari, al ghirlandaio o alla sua scuola, e la valutazione che fu data fu quella intorno ai $20.000, mi pare, all'epoca. Altri studiosi o comunque esperti della Christie's che esaminarono il dipinto lo misero addirittura in vendita come opera di un pittore tedesco, di un Nazareno intorno alla metà dell'Ottocento, cosa che a me sembra assolutamente comprensibile. E fu venduto veramente per un pezzo di pane, come si suol dire, for a song, dicono gli anglosassoni. Poi, un poco alla volta, la promozione, diciamo, a Leonardo e la determinazione storica dell'appartenenza al codice visconteo di Cracovia, sì, è arrivata o Varsavia, ora non ricordo in questo momento, è arrivata successivamente. E allora torniamo alla questione anche della proprietà. Next. La proprietà dell'opera era quella della vedova Marchig, a quel momento la moglie del pittore Giannino Marchig. Giannino Marchig era un eccellente pittore triestino, ci sono varie sue opere ancora a Trieste, al Museo Revoltella e altrove, che fu autore nel 1925 di questo splendido quadro che è proprietà dell'Accademia delle Arti del Disegno, nel cui ambito venne allora eseguito, che raffigura la morte di un autore. È stato esposto a Palazzo Pitti per molto tempo, poi lo ha recuperato appunto l'Accademia delle Arti del Disegno. Ora Marchig a un certo punto negli anni 30 cessò, o meglio diradò, la sua attività di pittore e si dedicò al restauro. Aveva studiato con un grande restauratore che era Augusto Vermeeren, quello che ha introdotto la radiografia alle opere d'arte in Italia negli anni 30, e era diventato Marchig il restauratore preferito e amico di Bernard Berenson. Ma era poi, per quanto se ne sa, una persona di, come posso dire, assolutamente specchiata, ma soprattutto se avesse voluto realizzare un falso non si vede perché
provenendo dalla sua famiglia, dalla vedova che si chiamava Jeanne, anche lei era una svedese naturalizzata svizzera, come poi alla fine Marchige stesso. Non si vede perché il dipinto attribuito a Leonardo o meno avrebbe potuto essere presentato in un'asta come ghirlandaio, con una valutazione che era evidentemente un millesimo come minimo di quello che avrebbe potuto essere se si fosse creato un consenso sulla possibilità di una attribuzione a Leonardo stesso. Quindi la componente economica è in questo caso totalmente assente, e io riprendo allora la valutazione di Exergian: o è Leonardo e è un falso. Secondo me non è un falso. Next. Passiamo adesso ad un'opera che tutti conosciamo e che vediamo molto molto velocemente. Perché la mostro? Per una ragione, next, che è quella di sottolineare come il restauro che è stato eseguito next da Diane Modestini, la vedova, questa signora qua, la vedova del famoso restauratore italiano Mario Modestini, che negli anni 50 si era trasferito a New York e lì è stato il principale restauratore della collezione Kress, ha lavorato per il Metropolitan, per una quantità di altri musei, è morto praticamente centenario oramai da diversi anni. Allora, il restauro compiuto dalla signora Diane Modestini ha privato il mondo degli studi, direi per il futuro, della possibilità di poter ragionare in base all'opera. Noi abbiamo iniziato questa chiacchierata di oggi, insomma, fra le prime immagini, i primi casi che vi ho presentato, con il Polittico di Pietro Lorenzetti a Gubbio. Ecco, immaginate se il Polittico di Pietro Lorenzetti fosse stato integrato pittoricamente così come lo è stato il Salvator Mundi. Next. Perché si parte da una situazione di questo genere, next, confermata da quel poco che si riesce a trovare di immagini affidabili in internet, ma non sappiamo quando e con che parametri, ad opera di chi, sono state rilevate. Vediamo l'ultravioletto, next, vediamo l'infrarosso, next, vediamo la radiografia, next, e vediamo poi che cosa è venuto fuori. Chiaramente gli occhi, sede dell'anima, sono i più fondamentali per trasmettere l'espressione, ma si parte da quello che vedete in cima, si passa a sinistra, poi si passa a destra, perché è anche da dire che l'intervento di restauro non è stato uno solo. C'è stato un restauro che è stato terminato, diciamo così, poi appunto in realtà non era questo, prima della mostra a Londra tenuta nel 2011, e c'è stato poi un altro restauro ripreso prima della vendita famosa dei 400 milioni di dollari nel 2450 con i diritti d'asta nel 2017. Quindi anche questa idea di un restauro in itinere che cambia e viene adeguato e aggiornato a seconda delle necessità, una mostra, una vendita, eccetera, onestamente non è quanto ci sembri adatto e corretto. Next. Quindi vediamo da dove si partiva e vediamo che cos'è successo lì a destra. Next, ma oramai non avremo più la possibilità di vedere, come posso dire, senza le ridipinture eseguite così in modo da rendere commerciabile l'immagine, e quindi dal punto di vista degli studi next si è trattato veramente di un grave difetto che non possiamo accettare nella sua filosofia. Siamo all'ultimo caso e next, siccome lo ricordava la nostra amica Giusy all'inizio, ho voluto terminare con l'oggetto della mia tesi di laurea e l'oggetto poi di molti miei studi successivi, il grande tirolese Michael Pacher, anche perché nella vostra sede di Udine voi avete, per merito di Giusy e delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori, affrontato ripetutamente negli anni il tema della scultura lignea sul territorio attraverso iniziative che sono rimaste veramente proverbiali.
Pacher lo conosciamo soprattutto dall'altare di St. Wolfgang nel Salisburghese, terminato nel 1481, Next, che abbiamo visto aperto e che vediamo adesso chiuso. Next, ma io vi voglio parlare invece della prima sua opera di questa tipologia, che Pacher aveva eseguito per la chiesa di San Lorenzo di Pusteria, il piccolo paese che si trova all'inizio della Val Badia a pochi chilometri da Brunico. Vedete sulla sinistra, dove c'è quel pulpito subito dietro, una Madonna col bambino, Next, che è l'unico oggetto rimasto in loco di questo altare, che è andato poi in parte perduto e soprattutto disperso. È un'immagine di una qualità assolutamente superba, io la giudico una delle più belle Madonne del Quattrocento internazionale. Naturalmente la policromia che voi vedete, mentre la doratura è originale, la policromia non lo è, a parte la corona che naturalmente è falsa. La policromia non lo è probabilmente ottocentesca, di metà dell'Ottocento, però a nessuno potrebbe venire in mente in questo caso di smontarla, perché i guasti che otterremmo sarebbero sicuramente superiori ai vantaggi. Quindi la Madonna è destinata a rimanere com'è. Aveva ai suoi lati, Next, una figura di San Michele che si trova a Monaco, nel Bayerisches Nationalmuseum, e Next, un'altra immagine, un'altra figura, che è questo San Lorenzo, che non poteva mancare, essendo naturalmente il villaggio San Lorenzo, che è purtroppo, come vedete, fortemente compromesso e che si trova al presente nei depositi del Ferdinandeum di Innsbruck. E vediamo anche Next, la prossima ancora, Next. Dettagli, ci sono ridipinture, gli occhi sono ridipinti, vedete lo stato della cromia è fortemente sofferto. Next, tanto da giustificare che lo si guardi con molta attenzione per cercare di capire. Di capire che cosa? Di capire, tanto per cominciare, l'appartenenza all'altare, perché bisogna dire che la critica austriaca, che devo dire che su Pacher ha scritto delle sciocchezze, perché altrimenti non si possono definire in continuazione, ha anche smontato quello che era stato un ottimo raggiungimento di Joseph Ringler risalente al 1951, che questa figura appartenesse appunto all'altare di San Lorenzo. Prendete la recente monografia su Pacher di Lukas Madersbacher dell'Università di Innsbruck, uscita pochi anni fa, nel 15, prendete il catalogo della mostra su Pacher che fu fatta a Novacella nel 1998 e vedrete che questo San Lorenzo non appartiene all'altare, il che, torno a ripetere, è veramente una sciocchezza, perché insomma buttare all'aria dei raggiungimenti certi veramente è un'operazione priva di senso. Non c'è dubbio che questo fosse il San Lorenzo originale che stava nel Zach, nella parte centrale dell'altare di San Lorenzo, l'altare giovanile, perché qui, torno a dire, siamo intorno al 1465. E così devo dire che il museo di Innsbruck, attualmente sotto la direzione di Peter Assmann, ha ripreso in esame la cosa, lo stiamo studiando insieme, vorremmo cercare di fare uno studio comparato con il San Michele di Monaco e con la Madonna rimasta a San Lorenzo, ma veramente la convinzione è che questa figura facesse parte dell'altare. Così come Next, questa tavola dipinta che raffigura non una nascita del Battista come veniva interpretata, ma della Madonna, e che io riconobbi nel 1969, quindi siamo ancora all'interno della mia tesi di laurea e del mio primo articolo pubblicato in quell'anno, come la prima delle 4 scene mariane, ne rimangono 3 con questa e una è perduta, dell'altare di San Lorenzo, che ora sono divise fra Monaco e Vienna. Questa si trova in un paesino una cittadina della Repubblica Ceca che si chiama Ryknov, vicina al limite con la Polonia. Io me la andai a vedere lì nel giugno del 1968, il che mi permise di trovarmi poi a Praga nel bel mezzo della primavera di Praga. Insomma,
ricordi abbastanza indimenticabili di una vita. Allora, io ero assolutamente convinto alla pubblicare che questa fosse la prima delle scene mariane dell'altare. Naturalmente la critica austriaca respinse totalmente questa attribuzione, questo riconoscimento, e alla mostra su Packer del 1998 venne presentata quest'opera nella scheda di Lucas Maderbacher come una che non poteva keineswegs in nessun modo essere di Packer, apparteneva ad un seguace probabilmente intorno alla metà degli anni '80, come se seguaci di questa qualità, di questo livello e di questa comprensione prospettica si potessero in fusteria trovare a ogni piè sospinto. Durante il convegno che fu tenuto a Brunico nel 1998, nel settembre, in relazione con la mostra, il professore di Vienna, no, si vede che era dopo, allora aspetta, next, Vediamo se è quella dopo. next, ecco qua, ferma. Ecco, il professore di Vienna, Arthur Rosenauer, fece un'osservazione molto sensata, disse, ma un momento, se la tavola cecoslovacca di cui Monsanto è convinto appartenga all'altare fosse stata veramente appartenente all'altare, appunto, sarebbe stata il dietro, perché si tratta di tavole resecate verticalmente, della prima delle storie di San Lorenzo, le 4 storie di San Lorenzo, che sono tuttora conservate, questa della separazione di San Lorenzo da San Sisto Papa. Allora, a questo punto torniamo indietro di 2, grazie. Brava, 1 e 2. Ah, sì. Ancora. Perfetto, grazie. A questo punto, e era il 25 di settembre del 1998, ricordo il giorno perché è quello del mio compleanno. 3 restauratori di Vipiteno che erano presenti furono incaricati di procurarsi della carta da lucido e eseguire i lucidi dei 2 dipinti esposti a Novacella. Noi eravamo a Brunico invece in quel momento. Dopo, per vedere se effettivamente il dietro poteva combaciare. Dopo 3 ore i 3 restauratori tornarono con i lucidi e confermarono che effettivamente la tavola cecoslovacca era il dietro della tavola con il San Lorenzo che abbiamo visto e quindi faceva parte dell'altare come io avevo soltanto, grazie a Next, soltanto su basi stilistiche concluso, diciamo, all'epoca ancora della mia tesi. Ora non era facilmente, diciamo, identificabile la sovrapposizione, ma insomma vi ho fatto vedere le immagini dei 2 lucidi che io ho ancora qui a casa mia e che confermano quella che era stata la mia ipotesi. Quanto ad ipotesi, così brevissimamente, ma perché siamo nell'argomento, ne menziono anche un'altra. Io sono sempre stato convinto che a metà degli anni '70 Pacher avesse fatto un viaggio a Milano, di cui sono convinto si trovino le tracce nelle sue opere, in particolare nei dipinti naturalmente. Ma si tratta naturalmente soltanto di una ipotesi. Allora è venuto fuori recentemente ad opera di 2 studiosi milanesi un documento che parla di un Michael de Alemania, intagliatore in legno a Milano nel 1473. È un altro caso in cui sembrerebbe too good to be true. Ne ho parlato in un articolo che è appena uscito sulla rivista Predella, che esiste sia cartacea che online. Io sono ancora un po', diciamo così, cauto nel trarre la convinzione che questa sia un'altra conferma di qualcuna delle mie ipotesi espresse precedentemente per via stilistica. Però, ecco, come posso dire, la coincidenza indubbiamente fa pensare e viene da immaginare che potesse essere una realtà. E allora, next, termino facendovi vedere le immagini di 4 angeli che si trovano nei depositi dell'Unterres Belvedere di Vienna
Anzi ora veramente sono esposti perché è diventata una specie, diciamo così, di depositi permanenti, cioè ci sono molte opere esposte giustamente, insomma, in modo da permetterne l'accesso al pubblico. Questo è uno, next, questo è un altro, next, e poi ci sono next, gli ultimi due. Purtroppo anche qui lo stato di conservazione è rovinatissimo, come vedete, soprattutto in alcuni di questi. Io non dico che siano tutti autografi e tutti della stessa mano, nel senso che molto probabilmente, mentre nella pittura era difficile trovare pittori dello stesso livello di Pacher, sicuramente degli intagliatori che potessero aiutarlo, andargli dietro e collaborare con lui nelle opere in taglio c'erano. Però facendo sempre la tara dello stato di conservazione, perché questa è un'operazione che dobbiamo sempre eseguire di default quando osserviamo un'opera. Io ho da molto tempo, la prima volta nel 1974, espresso il parere che possano anche questi quattro angeli provenire dall'altare di San Lorenzo di Pacher. Di cosa ci sarebbe bisogno? Ci sarebbe bisogno di calarli a terra, di fare tutta una serie di controlli sul legno, rilevazioni di vario genere, esami anche di carattere chimico e distruttivo in alcuni casi, oppure soltanto visivo, in maniera comparata con le tavole dipinte, con le tre statue, le tre figure lignee che abbiamo visto sul posto a Monaco, a Innsbruck, eccetera, eccetera. Purtroppo sono situazioni molto rare quelle nelle quali si possa davvero compiere una ricerca approfondita, dotata anche di tutti gli esami scientifici, comparata fra opere che si trovano in ubicazioni diverse, musei diversi e così via. E quindi questa mia è molto probabilmente, almeno in quello che Baldini chiamava il tempo vita, è destinata a rimanere soltanto un'ipotesi. Però la esprimo anche avendo controllato che molte di quelle che mi è capitato di proporre nel corso della mia carriera di storico dell'arte attento alla conservazione, successivamente a posteriori si sono dimostrate valide. Concludo, io ringrazio tutti quanti, next, della attenzione. Naturalmente, se rimango disponibile, vedo che c'è già una mano alzata per tutto quello che potesse essermi rivolto come domande. Fra l'altro, per chi volesse la mia mail, autorizzo subito Giuseppina a renderla pubblica, insomma questo dialogo può continuare, e intanto vi ringrazio tutti quanti molto sinceramente per aver avuto la pazienza di seguirmi in questa lezione. Grazie e cari saluti a tutti.